Venezia partecipa al patto dei sindaci in ambito provinciale, siamo molto attivi nelle politiche di contenimento delle emissioni, abbiamo fatto dei protocolli anche col Ministero dell'Ambiente per sviluppare tecnologie appropriate per la riduzione delle emissioni in atmosfera, soprattutto sulle energie alternative. Sul fotovoltaico abbiamo un progetto a Marghera che sviluppi le migliori tecnologie disponibili proprio nel settore delle energie alternative. Ci impegniamo molto anche nelle isole della laguna, che sono degli ecosistemi chiusi che vorremmo portare tutti ad emissione sostanzialmente zero. In quest'ambito tutte le iniziative che vengono illustrate anche oggi ci paiono molto interessanti, in particolare quelle che hanno a che fare con la riduzione delle emissioni dalla mobilità. Anche qui abbiamo un progetto specifico per i battelli e anche per gli autobus, che parte da additivi che combattano le emissioni fino ad arrivare alla sostituzione dei mezzi più inquinanti.